Lei è il signor Zorzetto? Sì. Si avvicini pure al tavolo. In piedi a voce alta deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi pure. Lei si chiama Marco Zorzetto? Sì, esatto. Dove è nato e quando è nato? Ad Esio, il 3/11/81, Monza Brianza. E dove è residente, signor Zorzetto? A Lissone, in via Vincenzo Bellini 13, Monza Brianza. Prego. Grazie. Buongiorno, signor Zorzetto. Buongiorno. Lei che professione svolge? Beh, attualmente sono disoccupato. Ho fino a poco tempo fa svolto la professione di ufficio casting all'interno dell'agenzia di Lele Mora. E questo da che anno, Zorzetto? Allora, da che anno? Circa? Sì, dal 2009 più o meno. Dal 2009 fino il gennaio del 2011 ho appunto lavorato presso questa agenzia, appunto nel ruolo di responsabile ufficio casting. E per quale ragione poi ha smesso di lavorare? Purtroppo perché comunque appunto l'agenzia è stata siamo stati lasciati a casa di conseguenza. Sfortunatamente. Ha chiuso l'agenzia? Sì. Senta, O meglio, comunque siamo lasciati a casa, non so se a livello poi giuridico sia stato effettivamente chiuso o meno, noi dipendenti siamo appunto stati lasciati a casa. quanti dipendenti aveva l'agenzia? Oddio, Negli anni sì. 2009-2010? Allora, 2009-2010 assunti eravamo, più o meno una decina per intendersi, adesso non... Certo. Senta, lei come responsabile dell'ufficio casting che ruolo aveva all'interno, cioè che cosa faceva materialmente? Allora, io sostanzialmente mi occupavo di accogliere tutte quelle persone che in qualche modo avevano ambizione di entrare nel mondo dello spettacolo, quindi il mio ruolo era quello di, all'entrata in agenza di queste persone, valutarle, fare una scrematura, quindi fargli compilare una scheda che era appunto la scheda casting nella quale si inserivano i dati di queste persone. Dopodiché, una volta appunto compilata questa scheda, io le mettevo in un archivio e al momento che avevo casting o comunque appunto provini in linea con quello che era il profilo richiesto dalle varie produzioni, potevo contattarli telefonicamente e appunto proporgli i lavori, ecco, in questo senso. Grazie. Senta, lo svolgeva da solo o aveva anche altri colleghi con lei che facevano questo? Allora, l'ufficio casting prevalentemente era gestito da me, poi chiaramente essendo comunque un'agenzia non di 50 dipendenti, all'evenienza comunque per dire, io comunque mi occupavo per dire anche della parte media, quindi contatti con la stampa, quindi all'evenienza se c'era bisogno avevo comunque dei colleghi che mi potevano aiutare. Senta, lei ricorda di aver conosciuto nel corso del 2009-2010 una ragazza a nome Karim El Narug, più nota come Ruby? Sì, certo. Ricorda quando e in che occasione? Allora, guardi, la data certa io in realtà non la ricordo, nel senso che purtroppo anche sulla scheda casting non è stata segnata la data in cui è venuta in agenzia. Sicuramente è stato appunto nel 2010. Come mai nella scheda casting non è stata indicata la data? Guardi, una svista probabilmente. Adesso io ho portato una copia no, non è stata indicata effettivamente. Era una cosa che poteva capitare? Sì, certo. Nel senso, assolutamente. Parli bene al microfono, guardi, perché Scusi. se parla così non si sente bene, invece così guardi come sente meglio. Devo fargli gli esempi, se no non Questa capisco. scheda casting? Scusi. La devo... No, lei sia seduto pure comodo. Grazie. Prego.
Grazie. Allora. La vogliamo acquisire? Per noi sì, grazie. Sì. Per lei è un problema se la acquisiamo? No, assolutamente. Scusi, lei da dove l'ha presa questa copia? Beh, io ho fatto una fotocopia dentro la mia agenzia, nel senso quando comunque appunto è uscito il caso ho fatto appunto una fotocopia, chiaramente avendo conosciuto. E se l'è tenuta anche quando è stato lasciato a casa? In che senso? Beh, ma questa non è un originale, l'originale io l'ho... No, si è tenuta la copia. Sì, sì, certo. La alleghiamo al verbale d'udienza. Senta, questa Ruby, Sì. lei ricorda il periodo in cui venne, non c'è la data, quindi... Allora, ci pensavo anche questa mattina in realtà, era sicuramente nel 2010, io come riferimento posso dare questo, che ricordo di aver chiamato la ragazza in occasione di un casting che fecero per l'Isola dei Famosi, stavano cercando delle persone straniere, delle ragazze straniere che andassero sull'isola per sostanzialmente per fare un'apparizione di una puntata, e Ruby ricordo che è venuta in agenzia, si è presentata in agenzia poco tempo prima, nel senso circa un mese prima. Ora io purtroppo non so darle una data certa, nel senso ho come riferimento questa cosa, quindi... Ecco, ma se riusciamo a collocarlo, perché Sì. il 2010 è lungo o breve a seconda delle... Guardi, realmente non vorrei dire una cosa per un'altra in realtà. Quindi lei non riesce a collocarlo se agli inizi del 2010, a metà del 2010? No, non a metà, sicuramente, secondo me agli inizi del 2010. Ok, agli inizi del 2010. Senta, ma questa scheda veniva compilata da lei o veniva No. compilata dall'interessato? Veniva compilata direttamente dall'interessato. Cioè, quindi la grafia che abbiamo su questa scheda è dell'interessato? Sì, certo. Ecco, scusi, perché io ne ho avuto una copia ieri da un collega. Sì. Vuole, scusi, verificare se è la stessa, questa è questa, Sì, è questa, certo. è vera? È assolutamente la stessa. Vede che c'è la data con un ripasso sul... Sì. Ecco, quello l'ha fatto lei? L'ha No, fatto... no, questo assolutamente. Intende la data di nascita? Sì, esattamente, sulla data di nascita, se L'anno. il ripasso sull'1, volevo sapere se l'aveva fatto Esatto. lui o se invece era stato fatto dal diretto interessato. No, io la scheda non l'ho ritoccata, chiaramente, non... Senta, lei sa se questa scheda in originale sia ancora presso l'agenzia? Assolutamente sì, nel senso... Chiederemo poi di acquisire. Io quando ho fatto la fotocopia poi ho riconsegnato comunque Sì, la sì. scheda, quindi... Senta, scusi, la ragazza le diede, anzi un momento, come arrivò la ragazza, se lei ricorda? Gliela portò qualcuno? Come succedeva? Suonava qualcuno, arrivava e diceva salve, sono Allora, Tizio? c'erano diversi Come andava? modi, nel Ecco. senso che diciamo che era un'agenzia aperta abbastanza a tutti in tal senso, nel senso che se purtroppo anche c'erano persone che si presentavano conoscendo comunque l'indirizzo che era noto a molti ragazzi, ahimè, le persone si presentavano in agenzia, venivano accolte in sala d'attesa e dopodiché io avevo il compito, tra virgolette, di smistarle, quindi di fargli compilare queste schede e valutare se potevano avere, tra virgolette, delle capacità o meno a livello artistico, quindi questo sostanzialmente era il mio lavoro. Ruby ricordo che si è presentata appunto accompagnata da un signore, adesso io non ricordo onestamente chi fosse, perché realmente vedevo veramente giornalmente molte persone, quindi anche a livello proprio visivo spesso mi capitava di conoscere delle persone, magari il giorno dopo di rivederle e non riconoscerle, proprio per via del fatto che ne vedevo moltissime. Ecco, mi scusi, ma allora, arriva con un signore che lei non ricorda Sì. in nessun modo che possa essere, ma successivamente poi su questo
su questa persona, lei ebbe qualche indicazione da parte del titolare dell'agenzia? Cioè l'Elemora le disse qualche cosa, guarda che arriverà una ragazza che, oppure successivamente ne parlaste? Come si svolsero poi? No, semplicemente nel senso, io ho fatto compilare la scheda, mi è stato appunto indicato che questa ragazza aveva come particolarità la danza del ventre, quindi infatti si può vedere nella scheda che io ho indicato nelle note appunto danzatrice del ventre come nota tra virgolette, e in tal senso, nel senso, poi l'ho archiviata e l'ho chiamata come chiamavo le altre ragazze fondamentalmente, né più né meno. Ho capito, quindi lei ha deciso autonomamente di chiamarla, e lei sa poi come ha conosciuto il titolare dell'agenzia, come l'ha incontrato, cioè come avveniva poi il contatto tra i soggetti che compilavano le schede, che venivano chiamati, e il titolare dell'agenzia? Dipende, nel senso, anche in questo caso c'erano appunto persone che magari appunto venivano chiamate, cioè arrivavano in agenzie perché conoscevano il titolare e quindi mi era segnalato, o comunque, voglio dire, venivo a saperlo. In molti casi appunto arrivavano le persone direttamente conoscendo l'agenzia. Sì, certo, ma in questo caso noi abbiamo capito che la ragazza è arrivata accompagnata da un signore, non segnalata dall'Elemora. Per quanto mi riguarda, no. Si ricorda, no, benissimo. Ecco, ma successivamente lei ricorda se e quando ha incontrato l'Elemora? Intende dire Ruby, quindi quando ha incontrato... Dopo aver compilato questa scheda, dopo che lei l'ha chiamata? No, allora, nell'occasione in cui lei è venuta in agenzia a compilare la scheda, nel senso, io ho finito, diciamo, la terminazione di quello che era la scheda, e poi lei se n'è andata. Benissimo. Poi mi pare di aver compreso che lei l'ha chiamata... Sì, esatto. Sì. L'ho chiamata e ho avuto diversi problemi in realtà nel contattarla, perché cosa succede? Noi in agenzia come regole chiaramente avevamo quella di poter far lavorare, per una questione chiaramente come posso dire, di organizzazione, solo chiaramente persone maggiorenni, in quanto nelle produzioni televisive è chiaro che se un maggiorenne c'è una sorta di prassi che è molto più veloce rispetto a quella che invece viene intrapresa nel caso il soggetto sia minorenne, giustamente. Che problemi no? ci sono? No, nel senso, nella maggior parte dei casi diciamo che le produzioni richiedono persone maggiorenni, a meno che non siano programmi appunto per minorenni, per bambini, insomma, quello che è. Quindi nel senso... perché per i minorenni c'è bisogno di una particolare autorizzazione c'è bisogno di qualche cosa di particolare? Sì, c'è bisogno comunque delle autorizzazioni da parte dei genitori, cioè una serie di prassi, una prassi comunque più lunga rispetto a quella per un maggiorenne che è più veloce, ecco. Ho capito. Senta, vi vengono forniti dei documenti? Nel momento della compilazione no, nel senso che a me è stato indicato appunto che quella era il procedimento, cioè veniva compilata una scheda e quella era una sorta di autocertificazione, tra virgolette. Questo non è stato quindi solo per Ruby, era una prassi No, dell'agenzia? assolutamente, non è mai stato preso nessun tipo di documento. Ho capito. Allora scusi, ritorniamo, lei cerca di contattare Ruby al telefonino? Esatto, al numero di cellulare, perché appunto volevo proporle questo casting di cui ho parlato, che era quello per l'Isola dei Famosi. Esatto. E che fa Ruby? Torna, non torna? Allora no, nel senso che io la contattavo ripetutamente, perché comunque Magnolia, che era la casa di produzione che si occupava di questo casting, avendo visto le sue foto che io avevo inviato, si era dimostrato interessato appunto al suo profilo. Quindi io la Magnolia, la società Magnolia, che era appunto la società di produzione. Ah, perché funziona così, lei riceve la scheda, si va a dare anche delle foto, quindi? Esatto, io vi sono delle foto che mi vengono mandate, o alcuni ragazzi, alcune ragazze le portavano direttamente in agenzia, quindi le allegavo alla scheda. In alternativa potevano mandarmele anche tranquillamente via email e poi io le archiviavo nel nostro archivio casting. Ecco, lei ricorda in questo caso come avvenne, cioè gliele ha mandate? Lei me l'ha mandate via email, non ricordo di averla avute direttamente. Via email. Quindi lei gira queste foto e la scheda alla società Magnolia. Esatto. E la società Magnolia la chiama dicendole siamo interessati a questa ragazza? Esatto, funziona sostanzialmente così: le case di produzione ti contattano, ti fanno presente quello che hanno bisogno e in base alle loro richieste tu mandi dei profili che possono essere in linea. Quindi loro si sono dimostrati interessati
E siccome era una cosa che comunque era a breve termine, nel senso che loro mi hanno chiamato e per la settimana dopo i profili dovevano partire per, adesso non ricordo, era comunque all'estero, ambientata l'isola. Lei ricorda chi era l'interlocutore della Magnolia? Allora, era, sì, assolutamente, o era due ragazze dell'ufficio casting, adesso non ricordo tra le due chi fosse, però comunque posso dare i nominativi senza Se ce problemi. li può dare, se Certo, li ricorda. allora o era Silvia Gandolfi o Sofì Mauri, io parlavo sempre con loro come referenti Magnolia all'interno dell'ufficio casting. Grazie. Niente. Senta, andiamo avanti. Allora, lei la chiama e Ruby che fa? Torna, viene? No, Ruby non l'ho trovata per parecchio tempo al cellulare, nel senso che non ha mai risposto a questa mia chiamata di, o meglio, no, mi faccio ricordare bene, mi scusi, Sì, ma ci mancherebbe. non so, no, in realtà mi rispose inizialmente dimostrandosi interessata, dopodiché quando l'ho ricontattata per portare avanti la cosa non sono più riuscito a contattarla, è andata così. Ho capito. Poi è tornata in agenzia, lei l'ha rivista? L'ho rivista più avanti, certo, è tornata in agenzia, alcuni forse mesi successivi, diciamo. Lei ha avuto modo di sapere se nel frattempo aveva conosciuto il titolare dell'agenzia, se l'ha conosciuto lì in agenzia? Beh, nel senso, comunque lei in agenzia veniva e comunque aveva rapporti con il titolare, certo, quindi lo conosceva assolutamente. Conosceva. Quindi l'ha conosciuto lì in agenzia da quello, da quello che sa lei? No, Ovviamente. certo, per quanto mi riguarda io la vedevo arrivare in agenzia e appunto parlava con Mora. Io non so se l'ha conosciuta lì oppure altrove, non frequentando al di fuori dell'agenzia, diciamo, l'ambiente, cioè per me finiva lì il mio lavoro, ecco. Senta, successivamente lei ha proposto altre opportunità di lavoro a Ruby? Non lo ricordo, ovviamente. Oddio, in realtà per come mi ricordo solamente che quella fu l'unica occasione, anche perché le dico la verità, nel senso, nel momento in cui un profilo si dimostrava poco, tra virgolette, professionale, nel senso che o non mi rispondevo, mi faceva in un certo senso far figure, poi chiaramente siccome ne avevo molti passavo ad un altro, giustamente, quindi non ricordo di averla. Documenti, poi Ruby portò mai dei documenti per comprovare? Consegnati a me no. Mai. No. Senta, ma lei ebbe motivo di dubitare della maggiore età della Ruby? Ma in realtà no, nel senso che comunque anche per come appariva, cioè poteva benissimo essere una maggiorenne, voglio dire, aveva tutte le carte in tavola per esserlo, ecco. Lei fu informato quando che invece ce l'ho presa dai giornali, da quello che è successo? Ahimè sì, nel senso, Cioè, quindi lei era saputo quando è nell'ottobre del scoppiato 2000, quando è lo scandalo, diciamo, ecco. Quindi prima lei nell'ambito dell'agenzia non aveva mai avuto indicazione, guarda che questa ragazza è minorenne? No, anche perché sennò avrei evitato di perdere tempo chiamandola per i casting, visto che comunque noi di regola non trattavamo minorenni all'interno dell'agenzia. Come le ho detto, trattavamo solo maggiorenni, proprio per una questione sia tempistica che per sbrigare più velocemente, diciamo, il tutto. Cioè ci sono altre agenzie su Milano specializzate proprio nel trattare i minorenni e che hanno di conseguenza tutti i contatti differenti da quelli che noi avevamo, ecco. Lei ha mai avuto modo di parlarne con l'Elemora della vicenda di Ruby, cioè dei lavori che eventualmente, cioè l'Elemora le disse mai occupati di cercare un lavoro per Ruby? Ma no, in realtà guardi, anche le dico, anche quando l'ho contattata per questa cosa qui dell'Isola dei Famosi, comunque poi io davo dei report chiaramente sul lavoro che svolgevo, no? E non mi è mai stato fatto presente, nel senso o solleciti da parte sua di dire trovale un lavoro piuttosto che un altro, no. Ruby ha mai avuto modo di parlarle della sua vita, delle sue frequentazioni, cioè al di là di questo rapporto professionale che lei ha avuto con Ruby, cioè
qui la scheda, ti chiamo per il lavoro, avete avuto rapporti di amicizia, di frequentazione? D'amicizia mi sembra eccessivo, nel senso no, in realtà nel senso la conoscevo come conoscevo tutte le altre ragazze che venivano in agenzia, di conseguenza il rapporto è chiaro che vedendola poi lì anche successivamente le chiedevo come stai, come va, quindi il più e il meno, nel senso, però non sono mai entrato di esatto, conoscenza. assolutamente. Però non ho nessuna altra domanda, grazie. Avvocato Longo, nessuna domanda? Prego la procura. Senta, lei ha preso contatti con la signora Ruby con il cellulare che è indicato su questo documento, 349 46 16 295? Esatto. Presidente, mi scuso per la memoria, io non credo che sia il cellulare, almeno però dovrei fare una verifica, siccome arrivano agli ultimi momenti questi documenti, ma non credo che sia il cellulare di cui noi abbiamo... No, ma basta prendere Sì, le appunto. intercettazioni che sono lì, le trascrizioni, nel frontespizio viene indicato il numero di telefono. Scusi, No. a me non sembra, vado a memoria Arrivo perché è un qua. 347. Pubblico ministero, guardi nel carrello. Sì, no, ma dovremmo averne noi. Dov'è? Questo. Allora, il numero che noi... C'è anche la stessa scheda di una ragazza pedicina, nello stesso numero. Sì, no, allora io le ho fatto una domanda. Ora, il cellulare della signorina Ruby che era sotto controllo e che aveva nel periodo in questione è 345 001 8067. Allora le ripeto, questo numero che è segnato su questa scheda è l'unico numero che lei aveva della signorina Ruby? Allora, al momento della compilazione lei mi ha dato quel cellulare e io ricordo che lo contattavo su quello. In seguito poi lei ha cambiato diversi cellulari in realtà, però Sì, nel questa momento... è una domanda, lei deve rispondere alla mia domanda. Sì, Quindi nel è momento l'unico. in cui lei, dopo che la società Magnola era interessata alla signorina El Marug, lei ha provato a contattarla su questa utenza? Sì, assolutamente. Bene. Quindi una persona interessata a lavorare dà un cellulare, diciamo falso, che non è quello che in quel periodo... Devo porsi al microfono, comunque... Pongo la sì, domanda, sì, non... L'opposizione è accolta perché è un commento, non è neanche Certo, una certo. domanda. Senta, il documento è firmato Ruby Hayek, quindi con un nome che non era quello dell'El Marug. Lei come ha fatto poi a collegare successivamente che si trattava, siccome rispondendo alle domande della difesa ha sempre detto El Marug, mentre invece qui la firma è Ruby Hayek, quindi lei come la... Che cosa ha trasmesso come dati, come casi? Questi? Esatto, nel senso che comunque quella era la scheda che proprio poi veniva archiviata, non c'erano ulteriori documenti. Quindi diciamo. per lei la persona che è venuta, che ha fatto questa scheda era Ruby Hayek. Esatto. E quando ha scoperto che non era Ruby Hayek? Beh, l'ho appreso dai giorni, cioè, nel senso nel momento in cui è scoppiato, diciamo, lo scandalo era ovunque, quindi nel senso l'ho scoperto tramite i giornali, tramite comunque i media, ecco. Scusi, poi un'altra cosa. Come mai lei è solito compilare o ricevere delle schede dove non vi è la data?
qui non c'è Guardi, data. quello nel senso, in realtà il fatto di non avere compilato la data può essere stata una svista o sua o mia, nel senso non voglio dare la colpa né a lei né nel senso non l'abbiamo inserita, è stata una svista. Come mai non viene inserita? Cioè, allora, ammettiamo che sia stata la signorina Ruby Hayek che ha compilato questo documento. Lei quando poi l'ha vista, l'ha registrata, tant'è che oggi viene presentata in aula, e lei oggi ci dice che addirittura sulla base delle indicazioni di questa scheda ci sono state anche delle trattative per far lavorare questa ragazza, come mai non si è mai accorto che mancava la data? No, in realtà nel senso, come le ripeto, io avevo una pluralità di persone da vedere durante il giorno, quindi nel senso la cosa era abbastanza veloce, c'era un incontro alla mia scrivania, 2 parole, compilazione scheda, soprattutto sono sincero, nel senso molto spesso era anche molto veloce, nel senso che avendo veramente tante persone vedevo subito se per dire poteva esserci un senso considerarle oppure nel senso magari velocizzare più il procedimento, no? Di conseguenza sicuramente è stato per questo, nel senso il fatto di non averla compilata del tutto, ho preso la scheda, me la sono fatta compilare da lei e l'ho messa in archivio, non ho aggiunto altro, nel senso, anche perché le dico, la scheda prevalentemente mi serviva solamente come contatto per ricontattare poi le persone per eventuali casting, nel momento in cui il casting andava a buon fine c'era comunque poi il procedimento da parte della casa di produzione di chiedere tutti i dati e tutto il resto, quindi a me servivano relativamente. Quindi quando il prodotto è andato a buon fine, perché lei dice oggi che Magnola era interessata ad avere la persona Ruby Hayek, lei immediatamente ha contattato la signora Ruby Hayek su questo cellulare. Esatto. E non l'ha trovata? No, allora l'ho trovata, la signorina si è dimostrata interessata alla cosa. No, io le ho fatto una domanda. Lei l'ha chiamata su questo numero di cellulare? Sì. E ha parlato con la signora Ruby su questo numero di cellulare? Certo. Questo è indicato nella scheda? Sì. E gli ha risposto personalmente la signora Ruby? Sì, certo. Ma ha risposto dicendomi che appunto era interessata alla cosa, dopodiché io ho mandato avanti la cosa, quindi dando... Vabbè, ma questo l'ha già detto. Ok. Non ho altre domande, Presidente. Vuole completare la difesa? Scusi, se abbiamo capito bene, tanto per rimanere nel tema della scheda, Danza del ventre è la sua scrittura, è lei che l'ha inserito a quel punto. Danza del ventre l'ho inserito io, sì. Quindi la scheda è compilata dalla ragazza. Esatto. E Danza del ventre, la nota l'ha inserita lei. Esatto. Quindi in estrema sintesi, alla fine non ha svolto alcun tipo di lavoro per l'agenzia? No. Nessuno. No. Quando la ragazza non si è più fatta viva in relazione alla sua offerta di lavorare all'Isola dei Famosi, visto che dice che la vedevi in agenzia, perché veniva in agenzia? Non abbiamo capito. Cosa veniva a fare in agenzia ogni tanto? Nel senso, io l'ho vista dopo alcuni mesi ripresentarsi in agenzia e entrava, nel senso io avevo il mio ufficio con altri colleghi, Mora aveva chiaramente il suo ufficio personale, quindi entrava all'interno dell'ufficio di Mora. Andava in agenzia per vedere Mora, non a quel punto per motivi lavorativi? Non per altri lavori, nel senso che poi io non ho più avuto modo di riproporla per altri lavori per quanto mi riguarda, ecco. E non ha avuto modo in quelle volte che l'ha vista dire: scusa un attimo Ruby, ma ti ho offerto il lavoro all'Isola dei Famosi perché non ti sei fatta più viva? Guardi, le dico la verità, nel senso, siccome non era né la prima né l'ultima che si comportava in questo modo, non davo neanche più di tanto peso alla cosa, perché nel momento in cui capivo il tipo di cioè la professionalità, se vedevo che comunque veniva a mancare lasciavo perdere, nel senso mi dedicavo ad altri profili che erano in un certo senso più professionali in questo senso, quindi non ho mai neanche approfondito in realtà. Va bene, grazie. Grazie. Possiamo lasciarlo andare? Grazie signor Zorzetto, Grazie. può andare.